Amici e amiche di Miss Topolini, andiamo avanti. Vi presento subito mia sorella, la numero 71. Oh no, scherzo, non è mia sorella, però mi piacerebbe avere una sorella così, una ragazza molto simpatica. Nome e cognome? Martina Perucco. Oh, Martina ha degli occhi azzurri davvero belli, color acqua di mare del Polinese o delle Maldive. Beh, da chi hai preso questi occhi così belli? Dalla mamma, e la mamma li ha presi dalla nonna. Wow, ma ha fatto praticamente l'albero genealogico di famiglia, va bene. Allora, come mai a Miss Topolini? Ti chiedo, perché? Perché? Volevo fare un'esperienza un po' nuova per provare, siccome sento che tanti si divertono, ho detto vabbè, provo anch'io e poi mi piacerebbe anche fare nuove amicizie, così, conoscenze. Beh, insomma, uno spirito nobile, sei in un posto sicuramente molto frequentato. Come sei? Tu ci conoscevi? Come hai fatto a sapere di Miss Topolini? Ma venendo qui alle Torri ho visto la pubblicità, ancora l'anno scorso l'avevo vista perché io studio qui e quindi facendo un giro ho detto vabbè dai, il prossimo anno posso provare anch'io. Brava, 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 hai fatto benissimo. Senti, ti sei iscritto un po' per gioco quindi? Sì. Magari per gioco vinci. Magari. Magari io te lo auguro. Senti, anche per te per gioco hai un portafortuna così per gioco che magari senti ti possa trasmettere una grande energia e quindi positività? Sì, porto sempre questa collanina che me l'ha regalata il mio ragazzo 2 anni fa e fino adesso mi ha portato fortuna, speriamo continui. Che carine queste ragazze, tutte innamorate, tutte prese, sono davvero felice. Hai già avuto modo di guardare Mister? No, sei fidanzata, ti ho messo, volevo fare un tranello, scherza, stai tranquillo. Come si chiama il tuo lui? Marco. Oh, ma stai tranquillo, è in buone mani, sicuramente si divertirà con noi, speriamo sia una bella esperienza. Telecamera di Miss Topolini, insomma, non so se c'è un saluto che vuoi fare o ti vuoi togliere anche un bel sassetto dalle scarpe, puoi fare quello che vuoi. No, mando un bacio alla mia famiglia, un saluto a tutti quelli che mi conoscono e a chi segue il concorso. In bocca al lupo. Crepi.